Si è dissolta nel nulla, ha afferrato la borsa, imbracciato la neonata appena partorita e senza firmare il foglio di dimissione è fuggita dal San Giovanni di Dio. Protagonista, Shukru, la donna di 39 anni, originaria della Somalia, ricoverata da venerdì scorso dopo aver partorito la bambina, di nome Barney, sulla barca che ha attraversato il canale di Sicilia verso Lampedusa, assieme ad altri 43 immigrati partiti dalla Libia. La donna ha preso la neonata, i pochi vestiti che le avevano fatto avere le assistenti sociali del comune e si è allontanata dal reparto di ginecologia. L'ospedale ha presentato una denuncia alla Polizia di Stato che ha avviato le ricerche. La donna, nata in Somalia e scappata dal Burkina Faso, era giunta di soccorso al nosocomio dopo che una nave della Marina Militare Italiana aveva agganciato il barcone sul quale si trovava. I medici l'avevano ricoverata in via precauzionale assieme alla piccola, visto che aveva partorito in condizioni igieniche non ottimali. Un dramma dell'immigrazione, della disperazione che si unisce a quello tragico di Stephen Kivaduo, 28 anni, ghanese. Sognava un futuro migliore in Italia. 3 mesi fa era arrivato a Favara con in tasca la richiesta di asilo politico, ma un ictus cerebrale non gli ha lasciato scampo, uccidendolo. Aveva lasciato il suo paese raggiungendo Lampedusa, poi il trasferimento a Porto Empedocle e da lì a Favara, in una delle tante comunità di ricovero per rifugiati politici sparsi nel territorio siciliano. La mattina del 24 ottobre scorso il ghanese viene trovato riverso a terra all'interno della comunità favarese. Gli educatori si accorgono immediatamente che si tratta di qualcosa di brutto. Sul posto viene fatta arrivare un'ambulanza del 118. Senza perdere tempo il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. All'arrivo nella struttura di Contrada Consolida, i medici di servizio hanno capito che il giovane extracomunitario era stato colpito da un violento ictus cerebrale. Hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ieri il via libera del Ministero dell'Interno per la sepoltura nel cimitero di Favara.